Ravenusa si continua a scavare, 3 morti, 6 dispersi, 2 le donne estratte vive. Mattarella, massima solidarietà. Devastato un intero quartiere, decine gli sfollati, sotto esame le tubature del gas. Tra poco il collegamento con il nostro inviato. Ritorno al giallo, la Calabria ha cambiato colore, curva Covid ancora in salita in tutto il paese, minacce Novax a Draghi, indaga la polizia postale. Ed è sempre boom vaccini, a dicembre 5 milioni di dosi, superato il target fissato da Figliuolo, giovedì il via per la fascia 5-11 anni. Il terribile conto dei tornado negli Stati Uniti, oltre 80 morti, decine di dispersi nel Midwest, rase al suolo intere cittadine, danni enormi a reti elettriche e idriche. Sport, la domenica dei sorpassi, Verstappen beffa Hamilton all'ultimo giro ed è campione del mondo di Formula 1. L'Inter batte il Cagliari e scavalca il Milan in vetta alla Serie A. Buongiorno da Paolo Salerno. A Ravenusa, in provincia di Agrigento, il lavoro di vigili del fuoco e soccorritori è proseguito per tutta la notte. Tra le macerie delle palazzine distrutte dall'esplosione restano 6 dispersi. 3 le vittime accertate, 2 le donne tratte in salvo. Solidarietà e vicinanza alla comunità della cittadina siciliana è stata espressa dal presidente Mattarella. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Simone Zazzera. Proprio mentre mi dai la linea sono riuscito ad ottenere dai vigili del fuoco la conferma che altre 3 persone disperse sotto le macerie sono state individuate e proprio in questo momento i vigili del fuoco stanno operando le operazioni di recupero. Vediamo sopra le macerie che sono state accatastate questa notte dalle gru che hanno lavorato ininterrottamente alla luce delle fotocellule. I vigili del fuoco stanno attendendo, in questo momento sono fermi in osservazione. Queste 3 persone sarebbero state individuate proprio durante le operazioni di scavo con i mezzi pesanti che hanno seguito quelle con i cani e con le unità cinofile, quindi il bilancio in questo momento deve essere aggiornato a 6 vittime senza vita, 3 dispersi e 2 donne sopravvissute. Le 2 sopravvissute sono Giuseppa Montana e la cognata Rosa Carmina. Sentiamo, questa è la sua testimonianza. Io mi sembra una maracolata, pensavo che dovevo morire, avevo la casa, i miei fratelli non hanno né figli, né loro ci sono e vengo alla casa. I corpi che erano stati recuperati finora erano quelli di Pietro Carmina, Enza Zagarrio e Liliana Minacori. All'appello mancavano altri componenti della famiglia Carmina, non sappiamo ancora quali sono le persone che sono state individuate proprio in questi minuti. Di certo tra le persone che ancora mancavano all'appello c'era Selene Pagliarello, la sua vicenda aveva commosso tutti perché era al 9° mese di gravidanza e era andata a trovare i suoceri insieme al marito Giuseppe Carmina, che è anche lui tra i dispersi. È incinta di 9 mesi e mercoledì aveva il cesareo che doveva partorire. Sono circa 200 gli sfollati a indagare il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Abbiamo aperto un'indagine per disastro colposo, per ora partiamo dalla fuga di metano, ma non escludiamo nessun'altra pista. Il capo di Stato dello Stato Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Ravenusa Carmelo D'Angelo e ha espresso tutta la sua solidarietà e la vicinanza e il cordoglio di tutto il paese. Qui le operazioni proseguono, per ora da Ravenusa è tutto, linea allo studio. E la macchina dei soccorsi è coordinata dalla Protezione Civile, il cui capo Fabrizio Curcio si è recato ieri a Ravenusa e da lì ha parlato delle debolezze infrastrutturali del nostro paese che possono essere alla base di tragedie come questa. Che noi siamo in una situazione generale di infrastrutture particolarmente vulnerabili, è assolutamente un tema che il paese si sta ponendo e col quale deve fare conti, ma anche perché insomma il nostro paese non brilla certo per un'attività di manutenzione. Viviamo in un territorio con alta pericolosità sismica, per fare un esempio, e spesso le nostre infrastrutture non sono adeguate. Arriveranno anche dei fondi in ambito europeo, il cosiddetto piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che sicuramente daranno prospettive di miglioramento. Bisogna un po' saperle cogliere, fare in modo che vengano colte. Veniamo alla pandemia. Nelle ultime 24 ore oltre 19.200 nuovi contagi, tasso di positività al 3,8% e 66 decessi. Ancora in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari e da questa mattina, alla luce dei dati sui contagi e l'occupazione dei letti in ospedale, la Calabria è entrata in fascia gialla. In diretta la nostra inviata Carla Frogheri.
La misura qui era attesa già da almeno da tempo, insomma, perché in Calabria i dati dei contagi sono in crescita da 3 settimane ormai e soprattutto la pressione sugli ospedali aveva fatto già salire l'allerta, tanto che la regione aveva già imposto l'uso della mascherina all'aperto. Da oggi a renderla obbligatoria è anche la nuova zona gialla, che obbliga tra l'altro a sedersi massimo in 4 a tavola in ristorante, una misura di fatto però non indolore, perché è anche considerato l'avvicinarsi delle feste. Locali di ieri notte moltissimi al completo a Reggio Calabria, ma diciamo con i gestori che parlano proprio di una vera e propria spada di Damocle, diciamo così, sulla stagione delle feste imminenti. Sentiteli. C'è un senso di smarrimento anche, di incertezza. Stiamo vivendo alla giornata, temiamo proprio che vanno sempre a stringersi. Ringraziamo il Signore, stiamo lavoriando, ecco. La questione è anche il fatto che moltissime persone ancora non si vogliono vaccinare. Qua ci sono ancora record di non vaccinati, soprattutto tra le persone più anziane, gli over 80, gli over 70, e cresce la pressione negli ospedali, come dicevate. Le terapie intensive sono oltre l'11%, i reparti di medicina oltre il 16%, insomma tutti i valori che vengono tenuti sotto controllo perché oltre i livelli di guardia, non soltanto proprio per i numeri in assoluto, ma per lo stato della salute in Calabria, che è commissariata da 10 anni ormai. Da Reggio Calabria a voi. A livello nazionale intanto corre la campagna vaccinale, record di somministrazioni con 5 milioni di dosi a dicembre, e da giovedì sarà il turno dei più piccoli. Sono già diverse migliaia le prenotazioni di vaccini per la fascia 5-11 anni, a conferma di una forte ripresa della campagna vaccinale che ha raggiunto quota 500.000 iniezioni al giorno. Mercoledì arriveranno alle regioni 1,5 milioni di dosi pediatriche. Il giorno dopo comincerà la somministrazione, prima ai bambini più vulnerabili. Da mercoledì poi obbligo vaccinale per personale scolastico, militari, forze di polizia e del soccorso pubblico. Intanto arrivano nuove critiche dalla commissione dubbio e precauzione creata assieme ad altri dal filosofo Cacciari. La situazione sanitaria è meno grave che nel pre-Covid, sostengono, perché nel 2017 l'occupazione media delle terapie intensive era al 48,4%, mentre oggi la soglia di allarme è al 10%. Ma è un confronto corretto? Il presidente degli anestesisti, Alessandro Vergallo. Assolutamente no, perché quel 10% di oggi in una curva di crescita dei contagi tende a raddoppiare o a triplicare, dipende da quanto dura la curva, quindi stiamo confrontando le mele con le melanzane. Paola Cortese, GR1. Solidarietà unanime per il premier Draghi in seguito alle minacce ricevute via Telegram da gruppi Novax. Gli appartenenti al gruppo Basta Dittatura, proteste, tra l'altro, hanno pubblicato gli indirizzi delle residenze private del premier, di altri esponenti politici e di alcuni virologi. Sono in corso indagini da parte della polizia postale. E a proposito di Novax, dall'ospedale di Piacenza, dove è ricoverato, arriva l'appello di un 50enne non vaccinato ma pentito della sua scelta. Ho sbagliato anch'io, non fatevi uccidere dalla malattia, vaccinatevi, non pensavo di poter arrivare qui, non ho il vaccino, molti dei presenti qui non ce l'hanno. Si distrugge i polmoni questa malattia, non aspettate come ho aspettato io, vaccinatevi. La pandemia nel mondo. I'm afraid we're now facing an emergency. L'avanzata della variante Omicron è un'emergenza, ha avvertito il premier britannico Johnson, il quale ha promesso che tutti gli over 18 nel Regno Unito potranno avere la terza dose di vaccino anti-Covid entro fine anno. Alzata al livello 4 su 5 l'allerta nel paese. In Austria da ieri è finito il lockdown generale, ma resta in vigore quello per i non vaccinati. Negli Stati Uniti superati gli 800.000 morti da inizio pandemia. Positivo intanto in Sudafrica anche il presidente Ramaphosa. La politica ora. Nell'aula della Camera comincia l'esame del disegno di legge sul fine vita approvato in commissione. Questa mattina al via la discussione generale, ma è sempre la partita del Quirinale, con l'elezione del prossimo capo dello Stato al centro del dibattito. Chi merita la patente di patriota? Il dibattito sul Quirinale è fatto anche di slogan come quello che Giorgia Meloni utilizza chiudendo la Kermesse a Treiu. Nessun compromesso, vogliamo un presidente che faccia l'interesse del paese e non del PD, dice, un patriota appunto. Profilo a cui risponde, aggiunge poco dopo, Berlusconi, mentre non si può dire lo stesso ancora di Draghi. Il centrodestra ha i numeri per essere determinante, conclude. Messaggio agli avversari e agli alleati.
che sono su toni più concilianti. Dopo Salvini, oggi è Tajani su Repubblica a esortare: confrontiamoci con tutti, rilanciando sul nome del Cavaliere. I patrioti non stanno solo a destra, questo sembra ribattere dai Dem Letta, che poco dopo twitta una foto di Pertini corredata dalla stessa definizione. Meno diplomatici i 5 Stelle con Patuanelli. Berlusconi lo escludo categoricamente. Ma intanto non è ancora chiusa la partita della manovra. Forza Italia e Lega tornano a chiedere lo stop alle cartelle esattoriali, su cui i 5 Stelle frenano, mentre il PD non sbarra la porta al dialogo con i sindacati, ribadendo la necessità di una legge antidelocalizzazioni. Lucio Bondi, GR1. Dall'estero la tensione in Ucraina con le truppe russe ai confini sarà al centro oggi della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Ieri i capi della diplomazia del G7 hanno avvertito Mosca pagherà un caro prezzo se invaderà l'Ucraina. Il Cremlino ribadisce che l'esercito è sul suolo russo e non minaccia nessuno e annuncia un nuovo confronto tra Putin e il presidente americano Biden dopo quello del 7 dicembre. Negli Stati Uniti si contano ancora decine di dispersi dopo la terribile ondata di tornado che ha investito 6 stati nel sud e nel Midwest. Il corrispondente. Oltre 50 tornado hanno devastato gli Stati Uniti, tutto il centro del paese dal sud al nord, evento senza precedenti in questa stagione, mai tanti insieme e mai così potenti. Cittadine e villaggi rasi al suolo, danni enormi alle reti elettriche e idriche, 75 milioni di persone coinvolte in 8 stati. Il Kentucky il più colpito, oltre 100 morti, ma le autorità ne prevedono tanti di più. I dispersi sono dozzine in tutti gli stati. Si incrociano storie di dolore e speranza. Se me lo avessero concesso starei ancora a scavare con le dita. Questa ragazza di Mayfield nel Kentucky cerca il suo uomo fra le macerie. Anche storie di clamorosa insensibilità. Il miliardario Jeff Bezos posta una foto sorridente prima di un volo spaziale della sua Blue Origin, ma nel crollo del tetto del magazzino Amazon dell'Illinois erano morti 6 suoi dipendenti. Ho il cuore spezzato, dirà Bezos, ma con ore di ritardo. Da New York, Dario La Ruffa, GR1. Medio Oriente, il primo ministro israeliano Bennett è in missione negli Emirati Arabi, prima visita in assoluto di un politico dello Stato ebraico, resa possibile dagli accordi di Abramo siglati lo scorso anno. Oggi sarà ricevuto dal principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Torna a salire intanto la tensione con l'Iran. Il ministro della difesa Gantz è negli Stati Uniti per convincere Washington ad aumentare la pressione su Teheran, proprio mentre a Vienna ripartono i negoziati per salvare l'accordo sul nucleare. Una vulnerabilità grave nella rete internet. A lanciare l'allarme l'Agenzia Nazionale della Cibersicurezza. A rischio la maggior parte delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo. La raccomandazione è quella di aggiornare i sistemi e ridurre al minimo l'esposizione sul web, applicando subito le necessarie misure ai server. Siamo allo sport. Domenica nel segno dei sorpassi, come quello che ha regalato all'ultimo giro il mondiale di Formula 1 a Max Verstappen e come quello in testa alla Serie A. Terzo cambio in vetta alla classifica in 3 giornate. L'Inter batte 4-0 il Cagliari e si porta solitaria in testa, +1 sul Milan. Napoli KO con l'Empoli che vince 1-0 al Manatore, imponendo agli azzurri il secondo stop consecutivo. E allora l'Atalanta, vittoriosa 2-1 in rimonta a Verona, scavalca i campani al terzo posto a 3 punti dall'Inter. Vittorie 2-1 anche per il Sassuolo sulla Lazio e per il Torino sul Bologna. Stasera Roma Spezia chiude la 17ª giornata. Formula 1, Max Verstappen è il nuovo campione del mondo. L'olandese ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, conquistando il titolo con un sorpasso all'ultimo giro su Lewis Hamilton dopo che una safety car aveva ricompattato il gruppo per un'ultima tornata da brividi. Respinti i ricorsi Mercedes, che però ha già annunciato l'intenzione di appellarsi. Sci alpino, Federica Brignone nella storia. La valdostana vince davanti a Elena Curtoni il Super G di St. Moritz e con 17 vittorie in Coppa del Mondo stacca Deborah Compagnoni, diventando l'italiana più vincente di sempre. Luca Cesaretti, GR1. Sono le 7:14 su Radio 1, l'informazione continua con i giornali regionali e poi con Tutti in classe. Nella puntata di oggi si parla di concorsi, dell'obbligo vaccinale che scatta fra 2 giorni per il personale scolastico e dei servizi per l'infanzia. Noi ci sentiamo alle 8.